Dottore. Autocisterna carica di gasolio si schianta contro un camion della manutenzione. Inferno nella notte in A4 nel Padovano. L'autista 51enne muore carbonizzato, 2 operai feriti. Caso ACC Wanbao, stamane in 2000 per la marcia dei lavoratori, corteo tra Borgo Valbelluna e lo stabilimento, delegazioni da tutto il Veneto, appello alla responsabilità, questa è una bomba a orologeria innescata. Ieri a Milano la nascita ufficiale della fondazione che gestirà le governance delle Olimpiadi invernali 2026 Zaia dice però ora il governo deve varare al più presto la legge olimpica. Il ladro sfonda il finestrino dell'auto per rubare la borsa da un'auto, dentro c'è un ragazzino di 12 anni che reagisce cercando di chiamare la madre ma viene aggredito dal malvivente, rabbia a Villorba. A Mira 18enne arrestato dai carabinieri estorceva denaro a un coetaneo con botte e minacce, faceva parte di una delle baby gang individuata a Venezia qualche mese fa. Delitto di Capoverde, domani il rientro in Italia della salma di Marilena Corrosta, sera 20:10 il racconto del figlio Filippo. Ieri sera il rientro delle campionesse dell'Imocco Conegliano, neo campionesse del mondo, e la fame di vittoria a quanto pare non è finita. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno, bentrovati, la prima edizione dei nostri telegiornali. La cronaca in primo piano, una notte di fuoco in A4, lo schianto tra un'autocisterna carica di gasolio e un camion della manutenzione. Il silenzio della notte squarciato da 3 forti esplosioni che si sono sentite nitidamente in tutta la zona nord di Padova. Poco dopo la mezzanotte è scoppiato l'inferno lungo l'autostrada A4 tra i caselli di Padova Est e Padova Ovest, dove un'autocisterna per il trasporto di gasolio si è schiantata contro un camion della manutenzione. L'autista sloveno di 51 anni è morto carbonizzato. Secondo una prima ricostruzione, il tir con il rimorchio, che stava trasportando liquidi infiammabili, viaggiava in direzione Milano e all'improvviso ha prima urtato un cartello di segnalazione lavori, poi un camion di alcuni operai che stavano effettuando delle manutenzioni lungo l'autostrada. L'impatto è stato così violento da provocare il botto e l'incendio. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco da Padova, Vicenza e Venezia, con 8 squadre e 22 operatori che sono riusciti a spegnere le fiamme che hanno completamente avvolto l'autocisterna carica di gasolio. Quando l'incendio è stato spento, è stato rinvenuto il corpo carbonizzato dell'autista, un cittadino sloveno di 51 anni. Dei 7 operai autostradali coinvolti nell'incidente è rimasto ferito solo l'autista dell'altro autocarro. L'uomo è stato portato in ospedale. Nelle operazioni di soccorso è rimasto ferito ad un braccio anche un vigile del fuoco scivolato a terra a causa del manto stradale reso scivoloso dal gasolio. Sul posto la polizia stradale e il personale ausiliario dell'autostrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 4 ore. L'autostrada è rimasta chiusa e solo all'alba il traffico è ripreso. Adesso a Borgo Valbelluna e ci colleghiamo con il nostro Cristian Arboit insieme a Francesco Bortotto, lo vedo perché sta terminando questa mattinata di protesta, di sensibilizzazione sul caso ACC Wanbao, una vera e propria marcia dei lavoratori per quella che è stata definita una bomba a orologeria innescata. È così, Cristian? Sì Nicola, è proprio così, una bomba a orologeria, ci sono 300 posti di lavoro in ballo senza contare l'indotto. Questa mattina un corteo civile, una processione civile ha preso il via dalla piazza centrale di Mel. È scesa poi lungo la strada provinciale della sinistra Piave, rigorosamente off limits al traffico, e poi questa catena umana si è riversata qui davanti alle porte della CC Wanbao, epicentro dell'emergenza lavorativa in provincia di Belluno.
2000 le persone, 2000 persone provenienti da tutto il Veneto, da diverse aziende, per esempio dall'Electrolux di Susegana, dove oggi si è osservato anche uno sciopero, perché l'Electrolux di Susegana è legata a doppio filo con la CC Wanbao di Mel. Qui si producono buona parte dei compressori che vengono utilizzati anche a Susegana. Presenti i vescovi di Belluno, Feltre, Marangoni e il vescovo di Vittorio Veneto, Pizziolo. I due prelati hanno lanciato un appello alla responsabilità sociale nei confronti della dirigenza cinese. La notizia dell'ultima ora è che per il 17 di dicembre è previsto un nuovo incontro al Ministero dello Sviluppo Economico proprio con la controparte cinese. Lo ha comunicato poco fa ai lavoratori il ministro bellunese ai rapporti con il Parlamento, Federico D'Inca. Mi trovo qui con uno dei volti storici della protesta ACC, la delegata FIOM Nadia De Bastiani. De Bastiani, com'è la situazione, qual è l'umore, ma soprattutto qual è la vostra richiesta principale oggi? Allora, la nostra richiesta principale è che il governo si interessi di noi con un commissariamento. Il commissariamento ci può far traghettare verso una vendita, verso un possibile futuro per questa fabbrica, perché i cinesi più volte ormai ci hanno ribadito la loro intenzione di andarsene e non vorremmo trovare i cancelli chiusi una mattina quando arriviamo al lavoro. Dunque è strettamente necessario che il governo intervenga in breve tempo, con un commissariamento che ci faccia vedere un po' di luce in fondo al tunnel. Ecco, i lavoratori, i sindacati chiedono che questo commissariamento venga inserito già nel decreto per l'Ilva. Ci sono rassicurazioni a riguardo, ma è tutto un work in progress. Ecco, posso aggiungere che oggi è una giornata nera per l'occupazione bellunese, perché nel pomeriggio verranno anche dati i numeri degli esuberi in Safilo. Si parla di centinaia di persone, quasi tutte nello stabilimento di Longarone, dove si producono gli occhiali a licenza Louis Vuitton. Insomma, è una giornata molto particolare per il mondo della produzione e del lavoro bellunese. Non è un caso che qui fosse presente anche una piccola delegazione di Safilo, accanto appunto a Luxottica, accanto ad Evco e accanto ad altre realtà del territorio. Per il momento, Nicola, mi fermo qui, ti restituisco la linea. Grazie allora a Cristian Arboit, la tua ospite, anche a Francesco Bortotto. Questa sera ovviamente ampio spazio alla marcia dei lavoratori e anche alle notizie dalla questione Safilo. Un'altra notizia invece l'abbiamo data ieri, riguardante le Olimpiadi invernali 2026 Cortina Milano. Abbiamo raccontato ieri di come è nata ufficialmente la governance, la fondazione che gestirà le Olimpiadi invernali 2026, formata da 22 membri. Ora però è fondamentale un altro passaggio, lo ha ribadito anche oggi il governatore del Veneto Luca Zaia, sempre a Milano. Sentiamo le sue parole. Noi rispettiamo il cronoprogramma e siamo assolutamente ligeri, lo deve fare anche il governo, ci deve portare questa legge olimpica, ma ancora non c'è alba, come si dice. La legge olimpica è urgente, ci diano la legge olimpica. Noi siamo preoccupati perché la legge olimpica e il portolano è comunque la base sulla quale poi ci dovremo muovere da qui ai prossimi 6 anni per realizzare le Olimpiadi. Questo è fondamentale per noi. Noi adesso partiamo con la fondazione, speriamo che la prefettura di Milano riconosca velocemente la fondazione, creiamo un'operatività, diamo vita alle agenzie che realizzeranno le opere. Per noi si continuerà con l'abbrivio dei mondiali, visto considerato che stiamo investendo oltre 240 milioni di euro sulle infrastrutture. Abbiamo il tema del villaggio olimpico e poi prenderemo da subito per mano la pista di bob Eugenio Monti per il rifacimento e soprattutto per presentare un piano di gestione, che noi sprechi non ne vogliamo fare. Dunque, più che un appello è un vero e proprio monito al governo: serve la legge olimpica, ci diano la legge olimpica, dice Zaia. Un altro monito, o meglio un altro dibattito, un'altra polemica ancora una volta sul Mose. Si torna a parlare dei tempi e dei costi del Mose. In che senso? Ce lo spiega il nostro Filippo Fois in diretta telefonica. Filippo.
Sì, buongiorno, ancora una volta il Mose, l'opera che dovrà difendere Venezia e la sua laguna dalle acque alte, al centro dell'attenzione e anche delle polemiche, perché fanno molto discutere in città le immagini diffuse della trasmissione Le Iene, immagini subacquee girate alla bocca di porto di Punta Sabbioni. L'inchiesta della trasmissione televisiva si è concentrata proprio sullo stato in cui si troverebbero alcune delle paratoie che sono state installate a Punta Sabbioni, un'inchiesta partita a seguito di una segnalazione anonima arrivata alla redazione del programma, secondo la quale in particolare 3 paratie non sarebbero più in grado di alzarsi. Nelle immagini poi diffuse dal programma si vedono queste paratoie sul fondale che appaiono parzialmente coperte di sabbia e detriti, una in particolare apparirebbe addirittura piegata come fosse stata danneggiata. Sostengono alle Iene che a Punta Sabbioni un paio di paratoie siano rimaste alzate di 70 centimetri per detriti e altro materiale che si era accumulato sul fondale, quindi un'inchiesta che fa discutere, al termine della quale viene rivolta una domanda alla quale non sono riusciti ad avere risposta per vie ufficiali, vale a dire in quali condizioni sono le paratoie del Mose. Con questo per ora da Venezia è tutto, vi restituiamo la linea. Grazie a Filippo Fois. La cronaca giudiziaria, la Corte di Assise di Rovigo ha assolto con formula piena Arianna Chinchio, 37 anni, di Este, accusata dell'omicidio dell'anziana Liliana Armellini, 73 anni, trovata morta la mattina del 23 maggio 2016 nella sua casa di via Pilastro. La signora venne uccisa durante una rapina nella sua abitazione e fu la Chinchio, che faceva da badante alla donna e alla sorella, a trovarla a terra con le caviglie legate dal nastro adesivo e il volto tumefatto. La casa era totalmente a soqquadro e mancavano 1.000 euro. I sospetti dei carabinieri si concentrarono immediatamente sulla Chinchio e sul compagno, condannato a 30 anni con rito abbreviato in primo grado e 20 in appello. La donna venne sospettata di aver dato all'anziana più pastiglie rispetto alla dose prescritta quel giorno e di aver organizzato il colpo, ma come abbiamo visto la Corte d'Assise ha assolto con formula piena la 37enne di Este. A Spresiano adesso, nella Marca Trevigiana, dove un 37enne ha aggredito a coltellate la moglie. I cuscini con i quali si è riparata dalla furia del marito probabilmente le hanno salvato la vita, perché secondo la ricostruzione degli inquirenti l'uomo la voleva colpire alla testa con un coltello da cucina, con le conseguenze che possiamo immaginare. Cuscini squarciati dalla violenza dei colpi nella camera da letto di un'abitazione di Spresiano, dove sabato sera si è rischiato l'ennesimo femminicidio. Lei 42 anni, lui 37, autista, straniero, da 20 anni in Italia. Una lunga storia di maltrattamenti secondo il racconto della donna, sfociati quella sera in un attacco vero e proprio con il 37enne in preda ai fumi dell'alcol. La donna è riuscita a scappare in strada pur ferita dai tagli e a chiedere aiuto ad alcuni passanti che hanno allertato i carabinieri mentre l'uomo è rimasto in casa. Ci è voluta l'irruzione dei militari per bloccarlo a fatica e ad arrestarlo con l'accusa di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale. In queste ore l'udienza di convalida dell'arresto. Per la moglie un ricovero in ospedale per curare le ferite, fortunatamente non gravi, alla testa. E adesso l'allarme furti e partiamo da una notizia che ci arriva da Udine, perché è in corso una conferenza stampa della polizia di Udine che ha sgominato una banda che metteva a segno dei furti nelle stazioni di servizio tra il Friuli Venezia Giulia ed il Veneto. Queste sono alcune immagini dell'indagine, dell'inchiesta della polizia che ha portato a sgominare una banda di kosovari appunto che agiva nelle stazioni di servizio. Ecco, vedete appunto questa è un'auto dei banditi che va in cerca di qualche vittima da colpire, vedete il giro che viene fatto all'interno delle aree di sosta, la ricerca di un bersaglio da colpire e poi il furto che viene perpetrato, furti appunto nelle auto ferme in sosta. Ecco, vedete, ecco qui, avete visto in questo momento, si vede il bandito uno dei banditi, un complice che distrae la vittima e l'altro complice che nel frattempo ruba all'interno dell'auto. Solo uno dei tanti modus operandi di questa banda appunto di kosovari che è stata sgominata dalla polizia a Udine. Anche di questo vi daremo dettagli perché c'entra anche il Veneto, colpivano un po' a cavallo tra le due regioni. C'è poi l'incredibile episodio segnalato da alcuni genitori
dei bimbi dell'asilo parrocchiale di Fontale di Villorba, davanti al quale ieri pomeriggio intorno alle 16 un individuo ha preso di mira l'auto di una mamma per rubare la borsa lasciata per qualche istante sul sedile. Il tempo di prendere il piccolo all'asilo, l'uomo ha sfondato il finestrino, però all'interno della macchina c'era il fratello di questo bimbo di 12 anni che è stato malmenato per aver gridato e aver tentato di attirare l'attenzione. Si è preso degli schiaffi in faccia dal malvivente. A quel punto è intervenuto un papà che a sua volta ha preso a sberle il malvivente, recuperando la borsa e poi mettendolo in fuga. Ci sono indagini dei carabinieri su questo episodio, ennesimo episodio che fa discutere, un episodio peraltro segnalato dallo stesso Christian Demma di furti in corso, confermato insomma da uno degli ospiti di Ring ieri sera. Un vero e proprio diluvio di SMS e segnalazioni nella puntata dedicata all'emergenza furti e rapine in un Veneto sotto attacco, e tra le tante c'è anche la provocazione del sindaco sceriffo Gio Formaggio, che ha detto: mi sento più sicuro sotto la dittatura a Dubai. Perché a Dubai la polizia funziona? Perché è carta bianca. E io mi sento... Carta bianca cosa vuol dire? Adesso glielo dico. Allora, a Dubai c'è una dittatura, no? Perché c'è un re. Non c'è una bella democrazia come qua. Però io vado giù spesso, porto via anche la famiglia per lavoro. Ho capito. Alle 3 del mattino, se mio figlio vuole andare in piscina, che è nel condominio dove abito, è quasi 1 chilometro, mio figlio ha 9 anni, lo lascio andare da solo alle 3 del mattino. Allora, mi sento più libero ad Albettone, dove ho sistema d'allarme, inferiate, la pistola, il fucile, e posso scrivere quello che voglio in Facebook, sono democrazia, ma mi sento più libero dove c'è una dittatura e non succede niente. Non succede meglio una dittatura, no? Perché non può dire. Aspetta, no, voglio andare addosso a lui. Il sillogismo è questo, meglio la dittatura. Voglio sentirmi libero di fare quello che voglio, nel rispetto delle leggi. Siamo molto liberi con la dittatura, No, allora sono più libero a Dubai che qua. È anche un'ammissione del fallimento dello Stato finanziare i privati perché si autodifendano, no? Perché se io ti do i soldi perché ti devi installare il portoncino blindato, l'impianto d'allarme, la vigilanza privata, significa che io non sono in grado di garantirti la sicurezza, ti do i soldi perché sindaco, ma questa è la realtà di fatto. Però la verità è che è un'ammissione di non essere in grado di garantire la sicurezza di inefficienza, quindi io lo ammetto, ti do i soldi perché ti autodifendi. Ho scoperto solo adesso tra i commenti sulla pagina invece di Antenna 3 Daniele Pellicciardi, perché dopo tanti anni ci scrive, lo salutiamo, stiamo ancora parlando di sicurezza, poniamoci questa domanda, non ci sarà mai una risposta perché non ci sarà mai una soluzione. Daniele da Gorgo al Monticano, e ci ricordiamo tutti cosa è successo. Adesso un'operazione dei carabinieri di Mira, botte, minacce, continue intimidazioni a un coetaneo per farsi pagare la marijuana che gli aveva ceduto. Un 18enne di Mira, originario di Cuba, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di estorsione, rapina, lesioni personali dolose e possesso ai fini di spaccio di stupefacente. All'ennesimo incontro per la consegna di denaro, 30 euro, si sono presentati anche i militari. Il ragazzo, appena maggiorenne, era passato dal farsi consegnare poche centinaia di euro a mettere in atto una vera e propria rapina del portafogli della vittima. Il giovane, peraltro, è già noto alle forze dell'ordine, fa parte infatti della baby gang che nei mesi scorsi si era resa protagonista di scorribande a Venezia e in terraferma. Il 18enne risulta inoltre spacciatore nella zona di Castelfranco Veneto. Adesso una brevissima pausa pubblicitaria, torniamo fra pochissimo. Rieccoci in diretta e torniamo a parlare delle Pantere dell'Imoco Volley Conegliano. Ieri sera in diretta vi abbiamo raccontato l'arrivo all'aeroporto Marco Polo di Tessera tra la festa dei tifosi. Allora rivediamo questa festa e sentiamo anche le parole delle protagoniste.
Eccole varcare le porte automatiche dell'aeroporto di Tessera insieme alla coppa conquistata scalando la vetta del mondo per club. Entusiasmo alle stelle di una tifoseria, di una città, di un intero territorio per le campionesse dell'Imoco Volley di ritorno dalla Cina. Ad attenderle i fedelissimi della curva con striscione, bandiere, cori. È una soddisfazione immensa, è una cosa unica e complimenti alle ragazze, sono state stratosferiche. Siamo i più forti, le abbiamo tutte noi, è arrivata la Paoletta, ha fatto quello che doveva fare, è venuta qua apposta, contentissimi. Felicissima, tutti felici. Un Emiliano sulla bocca di tutti. Sì, certo, campioni del mondo! Una sensazione bellissima che, non lo so, adesso penso che ancora non ci credo perché è una cosa grandissima, perché la prima volta in mia carriera, in carriera di tutto lo club, quindi siamo molto molto contenti e felici. A chi la dedicate questa vittoria? Per tutta la squadra, perché è stato un grande lavoro di tutta la squadra, di tutto lo staff. Se vi interessa, dopo le partite eravamo così stupite, sbalordite, cioè quasi non ci credevamo noi che saremmo state, penso, 15 minuti sedute per terra a guardarci e a dirci la vicenda: oddio, non ci credo che abbiamo vinto questa semifinale e finale. Così. Una bella emozione, una bella impresa, l'abbiamo capito forse adesso quello che abbiamo fatto, perché i tifosi erano tantissimi, ci hanno seguito, hanno probabilmente sofferto insieme a noi e festeggiato insieme a noi. Abbiamo fatto qualcosa di importante per la società, per la città, noi siamo contenti di aver contribuito a tutto questo e di aver dato della gioia a tutte queste persone. Ma di obiettivi da centrare le Pantere di Conegliano ne hanno ancora parecchi e coach Santarelli è pronto a rimettere al lavoro la squadra. Dobbiamo essere bravi a rimboccarci le maniche, stare con i piedi ben piantati a terra, recuperare le energie, perché sarà una stagione molto lunga e importante per noi, ci sono altri 3 trofei, noi lotteremo fino alla fine per portarli a casa più possibili. A Padova si è svolta la tradizionale cena di Santa Lucia, uno dei più grandi eventi di solidarietà che ha riunito grandi personalità da tutto il Veneto. Oltre 1000 persone che in una sola serata hanno raccolto 95.000 euro. La cena di Santa Lucia si è confermata uno dei più grandi eventi di solidarietà della città di Padova. C'è un'apertura vera alla solidarietà, c'è un'apertura vera ai valori veri. Questa è la cosa che io vedo in questa città. Le parole di Graziano De Bellini, che dal 2002 organizza l'evento. Quest'anno il ricavato sarà devoluto a 7 progetti solidali in tutto il mondo. Questa cena raccoglie 100.000 euro di marginalità che viene distribuita ai progetti che voi vedete ogni anno. Quest'anno andiamo sempre agli ospedali aperti in Siria, cioè quindi ai bambini in particolare, poi il Venezuela, poi l'Amazzonia. Ma questi progetti sono solo la punta dell'iceberg. La realtà è che qui dentro c'è della gente che in questa serata è come una punta dell'iceberg, è gente che fa del bene secondo me tutto l'anno. Seduti ai tavoli nella grande sala allestita nel padiglione 11 all'interno della fiera, le istituzioni cittadine, sindaco, prefetto, il rettore dell'università, molti politici e il gota degli industriali e della sanità, ma anche tante realtà che operano nel volontariato e che ogni giorno si impegnano per aiutare il prossimo, come i medici del QAM. Pensare che il Natale, anche nelle sue forme più amichevoli, di festa, eccetera, diventi carità nei confronti del più, mi sembra che sia davvero molto bello, il significato profondo anche di ritrovarci, di un far festa, che vuol dire ricordare anche le persone che stanno peggio di noi, meno fortunate, vicine e lontane. Protagonisti i volontari, tutti giovanissimi, che hanno allestito e preparato la cena. Un esempio di impegno verso il sociale celebrato nella giornata in cui Padova ha ricevuto ufficialmente il simbolo della capitale del volontariato dalla città polacca Kozice, che sancisce così il passaggio di consegne in vista del 2020. Una cosa molto importante, testimonia che Padova è veramente la capitale del volontariato. 18 anni, per cui un momento importante. Oggi abbiamo ritirato il vessillo che testimonia che Padova è veramente la capitale del volontariato. Sono orgoglioso di questo, sia del Cena di Santa Lucia che 18 anni, sia che Padova ha queste caratteristiche, capitale del volontariato. Continua il nostro viaggio tra i presepi del Veneto, di nuovo nella Marca, a Treviso, la famiglia San Tommaso, una natività che diventa un vero e proprio villaggio di Natale, allestito in terrazza grazie alla passione di 3 bimbi, Filippo, Margherita e Pietro. Anche per quest'anno abbiamo fatto il presepe, ma
Come sempre potete inviarci le vostre segnalazioni per il tuo presepe, ecco qui, redazione @antena3.it, il numero di telefono per lasciare un messaggio in segreteria e il numero per mandare i video. Noi li stiamo raccogliendo, non preoccupatevi, ne stiamo raccogliendo tantissimi e li metteremo tutti in onda. Adesso vi ricordo l'appuntamento con la programmazione, a ore 13 si parla di salute, oggi è martedì, quindi percorsi di nascita dolce, ne parliamo con il dottor Enrico Busato, direttore di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Cafoncello, la dottoressa Monica Zannol, responsabile sala parto del Cafoncello, e la dottoressa Antonietta Giordano, ostetrica. E poi questa sera, 20:10, parleremo del delitto, il giallo di Capoverde, domani atteso il rientro alla salma di Marilena Corrò, la donna uccisa appunto a Capoverde, e questa sera a 20:10 ci sarà il figlio Filippo Mariani e racconterà un po' la storia di questa intricata vicenda assieme a Ferdinando Avarino a 20:10. Adesso le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Bentrovati al meteo. Alta pressione ben salda sul nostro territorio. La giornata di martedì 10 dicembre sarà all'insegna del bel tempo. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto ampio soleggiamento dappertutto, il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso, salvo per locali annuvolamenti ma senza conseguenze. Da segnalare solamente occasionali foschie mattutine sulle pianure ma in rapido dissolvimento. Temperature minime in calo tra -5 e 3 gradi, massime comprese invece tra 8 e 12 gradi. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, con tanto sole ovunque, il cielo si presenterà sereno o al massimo velato. Temperature minime tra lo 0 e i 6 gradi, massime oscillanti invece tra i 10 e gli 11 gradi. Poche novità sul Trentino Alto Adige, sarà ampiamente soleggiato anche qui ovunque, neve sui confini alpini anche a bassa quota. Temperature minime sotto zero, massime sugli 8 gradi circa. Bene, dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.